Un uomo è stato soccorso questa mattina dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di un infortunio sul lavoro che si è verificato nei pressi del cantiere navale di Monfalcone. La dinamica al momento è sconosciuta, per lui un trauma da schiacciamento. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Monfalcone e l'automedica da Gradisca di Sonzo. Hanno attivato le autorità preposte e i vigili del fuoco. La persona è stata presa in carico dal personale medico infermieristico e per lei è stato disposto il trasporto in codice rosso a bordo dell'ambulanza con il medico dell'automedica all'ospedale di Catinara, dove si trova tuttora ricoverato. Grande attenzione ai collegamenti per l'evento Go 2025. La proficua collaborazione con OBB Ferrovie Austriache prosegue con successo e in vista del rinnovo contrattuale guardiamo con attenzione a Go 2025 per migliorare i collegamenti e includere anche i treni austriaci nei nostri strumenti di comunicazione e di prenotazione, considerando l'afflusso di turisti, anche dei paesi contermini, che l'evento porterà sul territorio. Lo ha detto l'assessore regionale all'infrastruttura e territorio Cristina Amirante nel corso dell'incontro nella sede della regione a Udine con il direttore generale della linea passeggeri di OBB Ferrovie Austriache Norman Kleremann, durante il quale è stata messa in evidenza la volontà di ampliare l'offerta di collegamenti ferroviari anche in un'ottica di mobilità alternativa all'automobile per raggiungere le principali destinazioni austriache. La cooperativa Pescatori San Vito di Marano Lagunare marcia spedita verso il risanamento e il rilancio. Il 31 dicembre 2023 è stata onorata l'ultima rata del debito previsto dal piano concordatario, completando così con successo la complessa procedura attivata nel 2019. Inoltre, con effetto da gennaio 2024, è in corso la procedura per rimuovere la notazione di impresa messa al concordato in continuità e il Consiglio di amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione in equilibrio dopo anni di situazioni molto delicate sia sotto il profilo economico che finanziario.